Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Sfruttando la forte somiglianza fisica, una donna di 36 anni, già positiva al Covid, ha inviato la figlia di 21 a sottoporsi al tampone al posto suo. La situazione è stata però scoperta dagli agenti in abiti civili della questura di Trieste che hanno denunciato le due donne. Nel corso dei normali servizi di vigilanza, una pattuglia ha notato nell'ex area OPP del comprensorio di San Giovanni, dove vengono tra l'altro effettuati tamponi per il Covid, due donne che, confabulando, si scambiavano i documenti. Subito dopo, una delle due è entrata nella struttura per effettuare il tampone. Insospettiti, gli agenti hanno identificato le donne, madre e figlia di origini sudamericane, regolarmente dimoranti a Trieste, e hanno fatto una verifica con il personale sanitario, scoprendo la situazione di persona e che il nome della madre era inserito tra le persone positive al Covid. Le due sono state denunciate per il reato di sostituzione di persone in concorso. Alla figlia è stata contestata anche una sanzione amministrativa per essere uscita di casa senza giustificato motivo, data la zona rossa. Alla madre è stata anche contestata la contravvenzione prevista per non aver avuto un comportamento che impedisse la diffusione di una malattia infettiva per l'uomo.